Buona domenica a tutti voi, una domenica speciale. Vi ricordo che a partire dalle 15 saremo nuovamente qui in questo studio in diretta per seguire dalle 16 a Canale d'Agordo la festa di beatificazione di Papa Albino Luciani. Abbiamo seguito la scorsa domenica tutta la cerimonia di beatificazione in collegamento da Piazza San Pietro a Roma, e oggi non potevamo non essere a Canale d'Agordo per raccontare le parole, farvi vedere i volti delle persone che sono tornate a Canale d'Agordo per ringraziare Papa Albino Luciani. Partiamo con la nostra diretta, parleremo di molte cose. Oggi partiamo dai caro prezzi, dall'inflazione, cercheremo di capire che cosa sta succedendo soprattutto nel mondo dell'agricoltura. Poi parleremo di scuola, perché domani, sapete, è il primo giorno di scuola per tantissimi studenti d'Italia. Partono 6 regioni in tutta Italia con il nuovo anno scolastico, e poi non potremo non parlare di politica con una tavola rotonda in cui ospiteremo qui dei candidati per darvi ancora più strumenti per arrivare preparati al 25 di settembre. Vi presento il nostro primo ospite, Angelo Facchini. Buongiorno Angelo. Buongiorno Anna. Vicepresidenti Coldiretti Treviso, buongiorno e grazie Buongiorno. per averci raggiunto. Grazie a voi. Allora, noi l'abbiamo contattata allarmati perché la notizia sull'inflazione ormai è diventata forse non più nemmeno una notizia, perché se ne parla da mesi, però i rincari sui prezzi di frutta e verdura sono lampanti, evidenti, e vorremmo capire con lei come sta andando e che cosa ci attende, quali sono le prospettive anche alla luce, insomma, dei raccolti di quest'ultimo periodo. È indubbio che il periodo non è facile, non è per niente facile, perché veniamo da un'estate che ha messo a dura prova tutto il sistema, un po' perché il caldo e la siccità hanno ridotto in molti casi per molte colture un utile che non c'è stato, se parliamo dei foraggi per il bestiame, del mais, un po' di tutte le colture che hanno parecchio bisogno d'acqua. C'è stata una riduzione importante con un conseguente aumento dei prezzi su prezzi che erano già molto cari e molto alti. E questa è un po' la situazione, diciamo, su questo mondo. A questo purtroppo si aggiunge, e lo sappiamo perché lo vediamo un po' in tutte le famiglie, in tutte le case, questo grande aumento del costo delle materie energetiche, non solo l'energia elettrica ma il gas, il gasolio e tutto quanto, e questo realmente è molto grave. Abbiamo avuto un aumento di oltre il 130% del costo del gasolio, oltre il 200% dei concimi, cioè sono aumenti che fanno veramente paura. Fonte Coldiretti Nazionale stima un aumento di circa il 30% di quello che è la spesa che fa una famiglia per portare a casa lo stesso valore che portava a casa tempo fa. E, qui veramente tra l'altro Angelo Coldiretti ha proprio elaborato i dati Istat e ha calcolato che nel trevigiano una spesa media a famiglia aumenterà di 150 euro, cioè qui stiamo parlando davvero di cifre pesanti. Ecco, prima lei ha nominato i foraggi, la resa del mais si attesta intorno a un meno 40%, anche perché appunto in più anche la qualità è cambiata, no? Della pannocchia, vista, come detto, la siccità. Questo che conseguenze ha? Ma la conseguenza principale è che il latte, la carne, tutti i prodotti che derivano da questa cultura subiranno degli aumenti, già erano aumentati e adesso saranno ancora maggiori. Al di là della quantità inferiore, anche la qualità, come si diceva prima, è decisamente inferiore alla media, perché poca acqua significa una cariosside che ha meno proteine, che ha meno fibra e di conseguenza nutre meno l'animale, e questo è un grandissimo problema. Se pensiamo alla soia, per esempio, il caldo ha fatto abortire un sacco di fiori, quindi tutti i primi baccelli della soia non si sono neanche formati i semi, perché la stagione così calda non ne ha permessa la formazione. Ecco, queste sono solo alcune delle problematiche. In montagna si è raccolto circa il 50% delle foraggere che si raccoglievano normalmente, perché anche lì ha piovuto poco, anche se rispetto a altre zone c'è stata un po' d'acqua. Ecco, diciamo che questa situazione non
non dà la possibilità di avere una visione nel lungo periodo molto tranquilla. Noi siamo comunque però fiduciosi che le nostre aziende riusciranno in qualche modo a fare bilancio, anche se non nascondo che circa il 13% delle aziende stanno già chiudendo perché non riescono a Quindi il fare 13% di aziende agricole, stiamo dovranno parlando chiudere. soprattutto del settore allevamento, ad esempio? In generale, in modo particolare nel settore allevamento, perché è quello che sta soffrendo di più, stanno chiudendo le partite IVA, e un altro 30% stanno lavorando, ma stanno lavorando a pareggio o in perdita, quindi è una situazione, diciamo, che si riesce a gestire per un certo periodo di tempo, ma non può durare per troppo tempo, perché si tampona, ma è ovvio che basta poco quando sei in un equilibrio così labile, quando la marginalità è così ridotta o non c'è assolutamente, che l'azienda purtroppo deve chiudere. Senta, ma tra l'altro, insomma, dopo 2 anni di Covid noi comunque portiamo un fardello molto pesante alle spalle. Sì. Ma che cosa può salvare questo 13%? Cioè, esiste un'ancora di salvataggio secondo lei ad oggi? Ma sicuramente abbiamo bisogno di un intervento, ma di un intervento che non è un intervento di lunga attesa, ma deve essere un intervento immediato che vada a salvare quelle aziende che sono in questa fase molto critica, quindi non solo un finanziamento ma una riduzione di quelli che sono i costi. Stiamo assistendo in questo momento per le aziende che hanno più di 16,5 kg, anche quelle non energivore, a un 15% di abbattimento del costo come credito d'imposta. Ecco, questa è una misura che sicuramente aiuta, ma non è... Si può fare di più, secondo lei? Si deve fare di più, si deve alzare sicuramente questo tetto, portarlo a una percentuale molto più alta, il minimo il 50%, per poter dare un po' di respiro alle aziende. Si deve investire, adesso è uscito l'agrofotovoltaico, il bando comincerà aprirà il 27 di settembre, sarà aperto per un mese e le aziende potranno fare richiesta per realizzare sicuramente degli impianti di generazione di energia elettrica dal solare, che saranno utilissimi per tutte le aziende. Però è un percorso lento, noi dobbiamo intervenire in modo immediato, non possiamo più aspettare. In questo momento l'intervento deve essere veloce per salvare il salvabile. Quindi tamponare con aiuti concreti e dopo in qualche modo aiutare a incentivare l'investimento nel settore del fotovoltaico, quindi con aiuti anche qui, e poi sburocratizzando, sì, perché onestamente è anche uno dei grandi problemi. Uno dei grandi problemi è la burocrazia, primo perché i tempi molte volte sono lunghi, sono diversi mesi, e questo non è più possibile. E quindi oltre alla burocrazia c'è anche il reperimento dei materiali, perché oggi creare un impianto fotovoltaico significa avere anche il materiale per costruirlo, e non sempre il mercato oggi lo dà a disposizione, perché tutti lo stanno cercando, no? Anche questo è un altro problema. Sicuramente tutti gli interventi fatti per creare energia rinnovabile o per il risparmio energetico, perché questa è una parte importante, le aziende si stanno un po' tutte strutturando e gli enti stanno cercando di andare in questo senso, sia nel mondo pubblico ma anche nel privato, nelle aziende, per cercare di ridurre quelli che sono gli sprechi di energia elettrica e quindi incentivare Dove si può risparmiare in agricoltura, però, Angelo? Dove si può risparmiare in tanti modi, cioè il risparmio viene fatto un po' alla volta, non è che si risparmia in un solo modo, è una concezione che noi dobbiamo riacquisire. Io ricordo la nonna che accendeva la luce quando era buio, quindi la luce si accende quando serve, no? Non sono i gradi solo perché adesso qualcuno ci dice che dobbiamo abbassare la temperatura in casa, eccetera. Cioè, questo sta nella mentalità nostra, che dobbiamo cercare di cambiarla. Però nelle aziende si può risparmiare isolando quelle fonti di dispersione che si hanno nelle varie fasi produttive. Si può risparmiare usando tecnologie diverse. Per esempio la tecnologia di illuminazione a LED è una tecnologia che fa risparmiare un sacco di energia. Ci sono sicuramente delle possibilità, oltre al solare, al geotermico, all'eolico, ci sono anche proprio modi per sprecare meno energia, e questo è importante
da considerare. Senta, abbiamo parlato di mais prima, invece pare reggere, no? La vendemmia con tutta la produzione del vino, insomma qui rispetto ai pronostici, l'ultima volta che ci siamo incontrati si parlava di vendemmia anticipata, pare reggere. Quali sono un po' i numeri e che stagione c'è? Sicuramente lo sappiamo che la vite è una pianta straordinaria e quindi riesce ogni anno a stupirci, e poi la pianta ha poco bisogno d'acqua, no? Quindi quando anche è in sofferenza, se arriva l'acqua come è arrivata per fortuna nel mese di agosto, riesce anche a recuperare, quindi quello che sembrava un'annata molto disastrosa per la produzione si dimostra un'annata non abbondante, ma si stima un circa 10-15% di prodotto in meno, con delle rese anche uva vino un po' più basse della media, questo sicuramente, però non c'è quella diciamo quella mancanza di prodotto che si pensava, e questa è sicuramente una fortuna, anche perché i nostri produttori, dobbiamo dirlo, sono stati molto bravi e hanno cercato dove è stato possibile di irrigare. Ci sono zone più colpite, le zone dove non si è potuto irrigare, naturalmente lì la pianta ha sofferto di più, dove i terreni non sono molto profondi, dove non c'è tanta terra, anche nella collina per esempio in alcuni casi ha sofferto tanto e la produzione è bassa. Noi abbiamo parlato tanto di siccità, poi ci siamo ritrovati a raccontare del maltempo degli ultimi giorni con le violenti grandinate. Coldiretti stimava una perdita del 10% per olio e per vino, era diciamo una stima a caldo. A freddo adesso la possiamo confermare? Ma sicuramente il dato non è ancora ben chiaro, perché bisogna aspettare la raccolta, soprattutto nelle grandinate precoci, i grappoli che rimangono diventano più grandi e quindi comunque la produzione non manca totalmente come magari in alcuni casi si pensava, però sicuramente un 10% può essere una stima che può essere abbastanza realistica a fine di quello che sarà la stagione. Diciamo che però gli eventi atmosferici non creano mai quelli così violenti, tipo i grandi temporali e grandinate, perché sono sempre abbastanza circoscritti in un territorio, quindi la loro importanza in termini globali non va a incidere quanto può essere una stagione siccitosa, o quanto può essere una stagione magari con gelate tardive che diventa capillare in un territorio molto vasto. Senta, in questi giorni vediamo così questa passerella di leader politici anche nel nostro Veneto. Siamo a poche settimane dalle elezioni e con varie promesse, insomma vari ragionamenti, ognuno con le sue priorità. Ma quali sono le vostre priorità? Cioè che cosa vi aspettate dalla politica? Se poteste stilare una sorta di elenco di cose fondamentali che chiunque a destra e a sinistra deve fare per assicurare la sopravvivenza del comparto, visto che stiamo parlando di un 13% davvero a rischio, ma non solo la sopravvivenza, ma anche lo sviluppo, la possibilità di investire e di progredire nel campo dell'agricoltura. Coldiretti ha consegnato proprio all'inizio della campagna elettorale a tutte le forze politiche un vademecum su quelle che sono le priorità del mondo nostro, e lì troviamo un po' tutti quelli che sono i temi, ma tanti li abbiamo toccati anche oggi. Diciamo che per noi è prioritario innanzitutto intervenire, come in questo caso, in questo momento così difficile per le aziende. Noi parliamo di aziende agricole, ma sono tutte le aziende che sono colpite, perché è colpito il commercio, è colpita la produzione, l'industria, soprattutto le aziende energivore stanno soffrendo tantissimo, ma noi che per esempio nel mondo del vino lavoriamo con le bottiglie in vetro, abbiamo ogni giorno, e adesso fra pochi giorni ci sarà un ritocco ancora di listini, e per un prodotto come il Prosecco, che è un vino famoso in tutto il mondo, quando si va a raddoppiare il costo della bottiglia su una bottiglia che ha un valore che non è quello magari di vini molto importanti, che c'è un costo elevato a bottiglia, va a incidere parecchio, poi va a incidere sulle tasche dei consumatori, quindi sicuramente l'intervento deve essere un intervento veloce, quindi chi andrà a governare deve rendersi conto di questo, non deve cercare di promettere per un fine personale,
originale, ma perché deve portare a Roma quelli che sono i problemi della collettività e delle aziende. Un altro tema importante è quello della difesa del Made in Italy. Abbiamo purtroppo in questo momento stiamo assistendo, a causa anche dell'aumento dei costi, a tante aziende di concorrenza sleale che portano prodotti che non sono italiani, magari falsando anche quella che è la filiera produttiva, perché molte volte si cerca di imitare il prodotto che non diventa quello originale e si vendono prodotti che fanno concorrenza sleale nel mercato. Questo sicuramente non va bene. Ci fa un esempio? Ma dalla mozzarella che si vende che non è italiana, all'olio d'oliva che è un altro prodotto che molte volte si fa la concorrenza senza rendersi conto che non arriva dall'Italia. Ci sono zone in cui... Cosa significa secondo lei in concreto difendere il Made in Italy? Nel senso che poi il consumatore deve imparare a leggere l'etichetta, ha una responsabilità, ma la politica cosa può fare? Ma la politica deve lavorare nella difesa dei prodotti tipici e quindi tutelare la produzione e valorizzare. Noi abbiamo tutti i consorzi che sono, si chiamano consorzi per la tutela e la valorizzazione. Questo serve, ma serve farlo capire soprattutto alla gente. Quando prende una bottiglia d'olio d'oliva, capire se veramente quell'olio è prodotto in Italia oppure viene da altre zone, perché molte volte è facile imbrogliare il consumatore con delle frasi, con delle parole che non sono quelle là. Ecco. E soprattutto informare, perché anche questo è importante, perché molte volte il cittadino non è informato su quello che acquista e in un momento in cui i prezzi tendono a salire è più facile che qualcuno si inserisca e quindi metta in consumo prodotti che non sono quelli originali, insomma, certo, italiani. anche perché appunto, come si diceva all'inizio, a causa di questa inflazione c'è la possibilità che il consumatore corra ai ripari anche, no? Scegliendo il prezzo più basso senza... per cercare di fare la spesa a un prezzo più ragionevole. Questo è un problema grande. Quindi Coldiretti ha già in qualche modo messo nero su bianco le esigenze del comparto, staremo anche noi insomma a vedere che cosa succederà. Certo è che ovviamente la campagna elettorale, il fatto che in questo momento il Paese non abbia solo un governo in carica per gli affari correnti non aiuta per avere, come dire, una statura più elevata al tavolo di contrattazione con l'Europa. Abbiamo visto che insomma non stiamo riuscendo a incidere come sarebbe necessario. Ma noi siamo convinti che qualsiasi governo uscirà dopo il 25 avrà sicuramente una grande responsabilità su come intende muoversi. Certo che in Europa dovremmo cercare di contare di più, perché come ha detto lei, dopo un governo che porta avanti la normale amministrazione non può essere così incisivo come un nuovo governo che ha davanti 5 anni e soprattutto la responsabilità di un paese che è in grandissima sofferenza, perché le imprese stanno soffrendo tanto, i nostri lavoratori purtroppo percepiscono gli stipendi che sono uguali di quando l'inflazione non c'era e queste non sono cose da poco per un paese. Tra l'altro in un momento come questo in cui l'agricoltura stava diventando attrattiva anche per molti giovani, cioè l'agricoltura stava iniziando a vivere una nuova stagione, anche dal punto di vista proprio lavorativo, no? Assolutamente sì, l'agricoltura diventava un obiettivo per tanti giovani perché ci si realizza e molti pensavano di realizzarsi. È ovvio che anche mettersi in questo settore con un'incertezza del genere diventa molto più difficile, perché l'investimento comincia a costare di più, anche la filiera del credito tende ad andare in crisi perché non c'è più la disponibilità a finanziare, perché quando il clima è così incerto è più difficile anche finanziare nuovi giovani che intendono inserirsi. Però Coldiretti, come detto prima, nel Vademecum ha messo anche proprio come priorità il finanziamento ai giovani e quindi la possibilità di acquisire fondi per investire nell'impresa, soprattutto un'impresa che sia e tuteli diciamo, un'agricoltura a basso impatto ambientale e che vada incontro sostenibile. Esatto, e che vada incontro alle esigenze di oggi, che sono quelle più importanti, insomma. Grazie ad Angelo Facchin per essere stato con noi, davvero abbiamo provato a fare un viaggio, no, nel mondo dell'agricoltura per parlare di lavoro, ma anche per parlare, insomma, spiegarvi perché in questo momento sulle vostre tavole, insomma, i cibi costano di più, quindi speriamo che
questo governo, comunque la politica davvero si faccia carico di questo problema, della situazione che stanno vivendo molti agricoltori, perché poi è ricaduta, no? Le conseguenze vanno a toccare la vita di tutti. Sì, può incidere veramente in un modo o nell'altro, quindi per questo siamo fiduciosi che le cose magari dopo il 25 settembre possano prendere una piega diversa e portare risultati per tutti, per tutte le famiglie e per tutte le aziende. Grazie a voi. Vicepresidente di Coldiretti, noi adesso vi facciamo vedere un servizio legato alle bollette, un approfondimento della redazione di Venezia, proprio perché è un altro dei grandi temi, il calcolo bollette, 10 miliardi in più probabilmente per gli italiani, e poi apriremo la pagina della scuola. Una cifra definita spaventosa dallo stesso centro studi della CGIA di Mestre che l'ha elaborata. Al netto degli aiuti sin qui erogati, quest'anno famiglie e imprese venete pagheranno luce e gas 10 miliardi in più del 2021. A livello nazionale la stima si allarga ad oltre 82 miliardi e mezzo di euro in più, pari a circa la metà del PIL annuo del Veneto. Secondo la CGIA, per mettere in sicurezza il Paese, entro la fine dell'anno bisognerà intervenire con almeno 30 miliardi di nuovi aiuti, ma per non incorrere in uno scostamento di bilancio, l'atteso decreto aiuti ter del governo Draghi dovrebbe portare in dote non più di 12-13 miliardi. Rischiamo che l'Unione Europea raggiunga l'accordo sul tetto al prezzo quando il gas non ci sarà più. Di conseguenza dobbiamo ricorrere subito allo scostamento di bilancio e ristorare famiglie e imprese con altri 15-20 miliardi di euro. Se i primi 12-13 miliardi di aiuti sembrano essere stati recuperati dal governo senza dover ricorrere a nuovo debito, secondo la CGIA di Mestre, vista la gravità del momento, non sarebbe un'eresia ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio per ricavarne almeno altri 15-20. È inimmaginabile che con una spesa pubblica annua di 1.000 miliardi non possiamo recuperarne qualche decina per salvare famiglie e imprese. La scuola, domani, primo giorno di scuola, un altro tema, insomma ve l'avevamo anticipato, importante parlarne, una scuola che ha dato una grossa accelerata con le nomine di supplenti e docenti, personale ATA per poter arrivare puntuale all'appuntamento con i ragazzi e con il nuovo anno scolastico. Non è andato tutto alla perfezione, sono stati coperti diversi posti ma non tutti, ne parliamo con la dottoressa Carmela Palumbo, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Buongiorno, buona domenica dottoressa. Buongiorno a voi. Allora, noi abbiamo dei numeri importanti, no? Ci sono 2007 nomine in ruolo di docenti, lo dico per così aggiornare anche i nostri telespettatori, 13.301 supplenze, delle quali il 44% sono sostegno. Riguardo al personale ATA, 897 assunzioni e assegnati 646 contratti a tempo indeterminato. Partiamo dal personale perché era la preoccupazione più grande, dottoressa. È molto ma non è tutto, non era tutto quello di cui c'era bisogno, quindi questa scuola in che condizioni parte domani? No, in realtà le caselle sono state tutte coperte proprio in questi giorni, perché quelle 13.301 nomine di supplenza alle quali lei faceva riferimento sono quelle sostanzialmente conferite dai nostri uffici provinciali che hanno completato le operazioni il 2 settembre. Dopodiché le supplenze residue, cioè quelle non conferibili da graduatorie provinciali, noi le abbiamo, tecnicamente si dice vengono restituite alle scuole, ma le scuole dal 2 di settembre fino appunto al 12 hanno avuto comunque, a differenza di 2 anni fa, perché l'anno scorso la gestione è stata similare, sì, hanno avuto il tempo tecnico per colmare anche questi buchi. Le faccio un esempio concreto. Sul sostegno noi abbiamo restituito alle scuole 2.631 posti, che sono peraltro altrettante supplenze lunghe, quindi in realtà il fenomeno del precariato nella nostra regione è ancora più consistente, perché siamo sulle 16.000 supplenze tra il grosso che viene aggredito, viene fatto dagli uffici provinciali e quella parte invece di supplenze che viene conferita dalle scuole. Quindi è stato un campanello d'allarme suonato credo inutilmente
inutilmente, nel senso che ci sono stati i tempi tecnici per coprire anche queste supplenze restituite alle scuole e per fare complessivamente 16.000 supplenze, che è comunque un numero molto alto, consistente, perché incide per circa il 25% del nostro personale complessivamente, con un picco consistente, ancora più consistente sul sostegno, perché lì, se teniamo conto anche di queste supplenze che hanno conferito i dirigenti scolastici, siamo a praticamente oltre il 53% delle supplenze che sono quelle sul sostegno, e che è il grosso del nostro precariato. Esatto, sì, ha fatto bene a chiarire un po' questo, perché in questi giorni abbiamo letto un po' di tutto, no? Nei titoli dei giornali, ed era giusto insomma mettere tutte le caselle a posto per far capire la reale situazione, quanto poi di fatto si è lavorato in questo mese per far sì che quella di domani sia una partenza, una buona la prima sostanzialmente, ed è una partenza sostanzialmente anche pre-Covid, no? Vogliamo ricordare quali sono le condizioni, che cosa dice ora il protocollo per quanto riguarda il contagio Covid? Sì, fondamentalmente le misure di cautela sono diciamo, il rispetto dell'etichetta respiratoria, quindi se si starnutisce bisogna farlo all'interno di un fazzoletto senza sparpagliare, diciamo, sì, nell'ambiente circostante, e poi c'è ovviamente l'igienizzazione delle mani, e la terza misura è il ricambio naturale dell'aria, quindi l'apertura frequente delle finestre. A tutto questo ovviamente si unisce, nel caso ovviamente in cui ci sia un peggioramento, il ritorno a misure invece un pochino più restrittive. Però vengono meno tutte quelle altre misure che erano previste, per esempio per la gestione delle mense, per la gestione della ricreazione, le cosiddette bolle alla scuola dell'infanzia. Sono cose che, diciamo, sono venute meno, quindi da questo punto di vista si torna alla normale attività didattica. Quindi la scuola torna ad essere comunità, no? Immaginiamo queste grandi mense in cui i ragazzi mangiano e riescono anche ad incontrare i coetanei, oppure il momento della ricreazione, insomma, che è sempre stato un momento molto importante e che fa in sé parte della scuola. In questi giorni si è dibattuto molto della settimana corta, perché forse il vero problema quest'anno della scuola è il caro bollette, una scuola che deve affrontare delle spese ingenti. Come si inserisce anche proprio com'è il regolamento, cioè quali possibilità ci sono per decidere o meno liberamente scegliere la settimana corta? Abbiamo visto il caso di una scuola a Vedelago, sono partiti 2 giorni prima per evitare diciamo i ponti festivi. Sa che nel Trevigiano c'è anche San Liberale, quindi quella sarebbe stata una settimana in cui i ragazzi non avrebbero frequentato le scuole, e liberamente si è scelto di partire prima. Ma si può fare dunque così? Cioè, qual è il livello di autonomia che hanno le scuole in base a questo, quindi nella scelta della partenza e della settimana corta? Allora, le scuole hanno autonomia nell'adattare il calendario scolastico regionale. Il calendario scolastico regionale è definito dalla regione, le scuole possono modificare leggermente la partenza, quindi per esempio decidere di avviare l'attività didattica qualche giorno prima o qualche giorno dopo, raramente avviene questo, e quindi o intervenire su qualche sospensione intermedia. Questo si chiama adattamento del calendario scolastico. Altra cosa è deliberare la settimana corta. Anche questo rientra, diciamo, nei poteri di organizzazione della didattica che fa capo all'autonomia delle scuole. Però su questa questione della settimana corta bisogna fare un pochino di chiarezza, secondo me. Chiarire che ovviamente, non essendo questa questione del risparmio energetico ancora oggetto, diciamo così, di misure di emergenza adottate dal governo con, per esempio, decreti legge, come è stato per tutta la pandemia, e non essendoci quindi da questo punto di vista una ragione di urgenza che legittima anche un intervento dell'autorità scolastica, quindi della sottoscritta o del prefetto, per imporre, tra virgolette, un determinato regime,
Non essendoci questo, è chiaro che anche la eventuale delibera dell'adozione della settimana corta rientra in un potere, diciamo, autonomo della scuola, ma questo non vuol dire che ognuno debba andare per la sua strada, perché comunque le autonomie scolastiche, che sono autonomie funzionali, debbono sempre coordinarsi con le autonomie territoriali, quindi con gli enti locali. Per cui se una presidente di provincia, un comune, intende chiamare raccolta i dirigenti scolastici per valutare assieme, quindi nel rispetto reciproco dei poteri che questi soggetti hanno, la settimana corta, lo possono fare. C'è un'iniziativa in questo senso, per esempio nel Padovano, nel Veronese ci sono stati dei contatti preventivi tra il presidente della provincia e il nostro ufficio territoriale. Quindi autonomia non vuol dire essere delle monadi, ma c'è comunque un dovere di coordinarsi anche se si è soggetti autonomi con le altre autonomie territoriali. Quindi se la provincia, il comune manifesta un problema, questo problema comunque è oggetto di presa in carico da parte di tutti. Certo. Ecco, sono stata un po' lunga ma andava precisato. No, è chiarissimo, perché anche noi abbiamo raccontato, abbiamo anche fatto vedere le immagini in provincia della riunione tra dirigenti a Padova, come siamo stati a Vedelago, e anche lì c'era la settimana corta, ma era un processo partito già un anno prima, quindi la questione caro bollette in qualche modo si è inserita dopo. Infatti lei ha fatto bene a sottolineare che non v'è una questione di urgenza, emergenza, altrimenti evidentemente ci sarebbero dei provvedimenti presi dall'alto, cioè ci sarebbe... Come per esempio abbiamo fatto per i trasporti. Sui trasporti c'era una decretazione d'urgenza, un potere di coordinamento conferito ai prefetti, e lì le scuole hanno dovuto adattare anche i loro orari di ingresso e di uscita. Quindi l'autonomia, diciamo, viene compressa quando c'è una situazione di emergenza conclamata, diciamo. La preoccupa il fatto che però questi costi possano continuare a lievitare, insomma se non si trova un accordo sul tetto al prezzo del gas e quantomeno con il conflitto in Ucraina che continua, quindi destinato a continuare, la preoccupa che ci possa essere invece un'escalation, un peggioramento delle condizioni per cui anche la scuola potrebbe doverne pagare un prezzo. Un po' sì, sinceramente. Quello che io temo è che, diciamo, noi teniamo presente che siamo anche in campagna elettorale, quindi diciamo le cose vanno molto smussate in questo momento, però in realtà bisognerebbe veramente parlarsi chiaro tra amministrazioni locali e scuole, per dire fino a che punto si può arrivare, perché quello che io temo è che magari ci troviamo a metà anno scolastico e poi qualcuno alzerà così bandiera bianca, dirà che non ha più gas, non ha più la possibilità, non ha più i fondi, e questo che cosa significherà? Non è che possiamo chiudere o sospendere l'attività didattica o pensare a metà anno di fare la DAD e di proporre la DAD ai ragazzi. Quindi secondo me è molto intelligente parlarsi chiaro, capire fin dove possiamo arrivare e mettersi d'accordo, ovviamente con il coinvolgimento pieno anche delle famiglie, perché ricordiamoci che in eventuali adattamenti dell'orario scolastico, quindi una riorganizzazione sul sabato, è importante tener conto dell'età dei bambini, del contesto lavorativo, perché per esempio nelle città medio-grandi o grandi che noi abbiamo, la settimana corta è più funzionale per vari ordini di ragioni, magari in piccoli comuni, paesi può essere disfunzionale, quindi bisogna parlarsi chiaro e per evitare di trovarsi a metà anno scolastico con una situazione poi ingestibile. Questo io penso fino in fondo, diciamo. Quindi una scuola che ancora una volta sta dimostrando davvero grande resilienza, grande capacità di adattarsi alle situazioni, come l'abbiamo visto fare con il Covid, no? È sorprendente questa scuola che si riscopre capace di essere flessibile. Abbiamo incontrato il vicepreside Vedelago, ci faceva vedere finalmente questi banchi che sono tornati ad unirsi, ma anche la tecnologia che prepotentemente è entrata all'interno delle classi, non solo la LIM ma anche le smart TV, quindi comunque il Covid che ha insegnato molto anche alla scuola e la scuola ne ha fatto tesoro. Sì, devo dire, io sono
molto orgogliosa di come le scuole e i professionisti della scuola si sono comportati in tutto il periodo di gestione della pandemia. Ricordiamo che la scuola forse è la più grande azienda del Veneto in questo momento, perché gli operatori sono quasi 70.000 con la gestione di quasi 700.000 studenti in tutto, considerando anche i bambini e gli studenti che frequentano le scuole paritarie. È un'azienda il cui capitale principale è il capitale umano, cioè noi lavoriamo con le persone, con i docenti, con gli operatori, e quindi la resilienza e la capacità, l'intelligenza collettiva che è stata messa in campo in questo periodo, che sono sicura non mancherà anche quest'anno, è un motivo di grande orgoglio per me e anche di ringraziamento per tutta la classe docente e per il corpo docente e per la dirigenza scolastica e per il personale di segreteria. Senti, l'ultima battuta, allora io davvero le chiedo di fare un in bocca al lupo, che poi sicuramente manderemo in onda anche domani, per questo nuovo inizio, alle famiglie e ovviamente soprattutto agli studenti. Sì, il mio primo in bocca al lupo va ovviamente ai bambini, agli alunni, agli studenti, quindi dai 3 anni in su, quindi fino alla scuola superiore. Si tratta di circa 700.000 ragazzi. L'augurio ovviamente è di tornare ad una modalità di relazione serena con i compagni, con gli adulti. Si cresce nella relazione, si cresce con gli altri, e l'ambiente straordinario in cui ancora adesso, nonostante i social eccetera, lo si può fare è la scuola. È l'ambiente di relazione per eccellenza, in cui ci si misura nelle proprie capacità, nella propria timidezza, nella propria resilienza, attenzione, insomma ci si misura con gli altri. E poi si cresce nelle competenze, nelle conoscenze. Quello che raccomando ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto ai più grandicelli, è di seguire i percorsi di studio che sentono più vicini alle proprie capacità, ai propri interessi. Quindi non farsi guidare troppo dagli altri, dagli amici, dalla famiglia in questo, ma di seguire veramente quello che ci piace. Perché quello che è importante è riuscire a fare qualunque percorso di istruzione professionale, istruzione tecnica, istruzione liceale, con successo. Meglio fare un percorso cosiddetto meno, socialmente meno riconosciuto, ma che viene svolto con il massimo successo. Per le famiglie dico una vigilanza e un'attenzione discreta, non essere assillanti troppo con i figli, ma essere comunque presenti quando hanno bisogno e quando ci si deve confrontare con l'ambiente scolastico, soprattutto se ci sono problemi. Grazie, davvero grazie dottoressa Palumbo. Ci voleva insomma in questa domenica questo messaggio a giovani e famiglie, ovviamente un buon inizio anche a lei e un buon lavoro per questo nuovo anno scolastico. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buona domenica. La nostra pagina dedicata alla scuola, adesso di scuola tra l'altro parleremo anche con i nostri candidati tra poco nel dibattito politico che vi assicuriamo ogni giorno. Andiamo in pubblicità, poi qui con noi ci sarà Massimiliano Paglini, segretario della CISL di Treviso, e CISL che domani incontrerà proprio i candidati, quindi cercheremo di capire quali sono le aspettative anche da questo incontro. Tra poco. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Ci siamo fatti tradire un attimo perché stavo già parlando con il nostro ospite che vi presento subito, Massimiliano Paglini. Abbiamo iniziato insomma la nostra chiacchierata già dietro le quinte, segretario della CISL. Buongiorno segretario. A voi, grazie dell'invito ai telespettatori. Allora, la CISL ha chiamato a raccolta i candidati dei vari partiti, delle varie liste. L'appuntamento è per domani per dare gli strumenti per scegliere e scegliere bene, no? Perché mai come in questo momento c'è bisogno di
di capire, di chiarire quali sono davvero i punti programmatici, perché questo Paese ha bisogno di una serie di interventi su vari settori. E io, segretario, partirei proprio dalla scuola, perché abbiamo sentito la dottoressa Palumbo con questa corsa alla nomina di insegnanti e supplenti, e la stessa dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto ha parlato di grande precariato del mondo della scuola, ma non solo nel nostro Paese. Allora, questo precariato che radici ha e come estirparle? Beh, credo che nel mondo della scuola il tema sia proprio le priorità del Paese. Noi crediamo come CISL che la scuola debba tornare centrale rispetto alla programmazione e alla progettazione del futuro del Paese, dei giovani, delle nuove generazioni. Per questo noi presentiamo anche all'interno del nostro programma, della nostra agenda sociale, che è di quella che è l'agenda sociale che la CISL nazionale presenterà martedì prossimo alle forze politiche nazionali. Noi mettiamo al centro il tema proprio del contrasto alla precarietà. Cioè non è possibile che quando si parte con l'anno scolastico la metà degli insegnanti non sia ancora in ruolo, che il personale ATA non sia ancora completo. Noi abbiamo bisogno di certezza e di stabilità del sistema scolastico. Se questo non accadrà, avremo comunque sempre una scuola non in grado di essere al passo con le esigenze del Paese, delle imprese, del sistema produttivo. Per questo noi abbiamo necessità che, uno, si riducano le classi pollaio, non è possibile avere classi da 30-35 alunni. Due, c'è bisogno del rinnovo dei contratti, in particolare perché gli insegnanti vanno remunerati come tutti gli altri lavoratori, ma in particolare gli insegnanti vanno remunerati in linea con la media europea, esatto, perché sono insegnanti nostri che hanno grandi competenze ma hanno salari da fame, scusi il termine, così come c'è bisogno delle infrastrutture fisiche, quindi anche il PNRR potrà essere uno strumento per rifare gli edifici, ma soprattutto bisogna rifare il sistema scolastico. Per rifare il sistema scolastico bisogna mettere al centro la persona, la formazione degli insegnanti gratuita, cioè tutti quegli strumenti che diano slancio nuovo al sistema scolastico. Quindi invece che avere l'insegnante extra come si era un po' profetizzato, no? Un insegnante pagato un po' di più con competenze maggiori, andare a valorizzare la platea dei tanti insegnanti che abbiamo, e per valorizzarla significa anche dare loro un contratto fisso, no? Non il fatto di restare in attesa ogni volta fino a fine settembre o fine agosto per sapere in quale scuola andranno, con chi dovranno lavorare, come dovranno lavorare, no? Cioè questo precariato poi fa male anche alle stesse persone che non riescono a riconoscere la dignità del loro lavoro. Sì, ma è una caratteristica purtroppo trasversale del sistema economico lavorativo italiano, non è solo della scuola, però la scuola poi è quella che forma la classe dirigente del futuro, quindi noi abbiamo bisogno di recuperare la centralità e la priorità della scuola. Ma il tema della precarietà attraversa tutto il sistema produttivo italiano, a partire dalla questione dei salari, perché è vero che abbiamo un problema di salari, di minimi salariali, ma il problema non è tanto l'applicazione di un minimo salariale per legge, ma è l'applicazione dei contratti collettivi e delle regole che consentano ai lavoratori di avere dignità e contratti di lavoro stabili. Invece in questo Paese quello che sono le forme di flessibilità in entrata si sono tradotte in stabilizzazione di stage, di tirocini, di tutti quegli strumenti che invece dovrebbero essere quelli che favoriscono l'entrata nel mondo del lavoro, e diventano invece gli strumenti per dare stabilità ai rapporti di lavoro, e questo ha creato la precarietà. Poi c'è il lavoro nero, c'è il caporalato, insomma è un quadro desolante. Anche perché c'è stata una politica di sgravi fiscali, no? A favore delle imprese, che in qualche modo ha avvantaggiato queste assunzioni, questi apprendistati, che poi insomma abbiamo anche visto qualche caso di cronaca molto pesante in cui degli apprendisti che dovevano essere seguiti con dei tutor poi sono stati lasciati a sé, no? La vera formazione ancora forse non si fa, non si è capito che ha un valore, deve avere un valore vero, e gli sgravi fiscali forse non devono essere questi. Beh, serve comunque personale per monitorare e vigilare sull'applicazione dei contratti e sull'applicazione degli sgravi, di tutti quegli strumenti che poi favoriscono le imprese. Ci sono molte imprese che rispettano le regole, quindi dobbiamo distinguere tra imprese buone e imprese cattive, però c'è bisogno di rafforzare tutto il personale della vigilanza, degli ispettorati del lavoro, dell'INAIL,
degli SPISAL. Anche queste sono richieste che noi mettiamo nell'agenda sociale a livello nazionale e le recuperiamo nella nostra agenda sociale del territorio. Però credo che il tema della precarietà sia uno degli orizzonti sul quale dobbiamo investire. La futura classe politica che verrà eletta il 25 di settembre dovrà investire come contrasto alle forme di emarginazione del lavoro, non tanto nel salario minimo per legge, perché mi devono spiegare le forze politiche come si fa a pretendere che un imprenditore che oggi non applica un contratto collettivo firmato da CGIL e CISL-UIL domani applicherà un minimo per legge. Tra l'altro non applicando più tutte le tutele e i diritti che sono sanciti dai contratti collettivi siglati da CGIL e CISL-UIL. Se qualcuno me lo spiega, noi tranquillamente valuteremo anche un'ipotesi di... Infatti è stato un dibattito quello sul salario minimo, che è stata una sorta di bandiera che però poi di fatto, giustamente come dice lei, è calata sul territorio come realtà. Ma qui c'è un bisogno di recuperare la produttività, la distribuzione della produttività delle imprese, però siamo un paese che in 30 anni ha perso il 6% di potere d'acquisto dei salari e di produttività, l'unico paese dell'area OCSE che è sotto il segno più, siamo l'unico col segno meno, ma qui è un tema proprio di sistema, di funzionamento, di competitività del sistema. Noi siamo interessati a discutere di questi temi con la futura classe dirigente politica assieme alle imprese, quindi chiediamo prima di tutto il riconoscimento del nostro ruolo di rappresentanza sociale, chiediamo la concertazione perché crediamo che sia anche un momento in cui ci sia bisogno di responsabilità, non c'è bisogno del sindacato come dire oltranzista e conflittuale. Certo, il conflitto lo usiamo se c'è necessità, ma se c'è la disponibilità delle controparti e delle parti sociali di discutere, noi siamo pronti a discutere con tutti proprio nell'ottica di creare competitività al sistema italiano, alle imprese del nord-est, alle imprese di Treviso. Il Treviso è il cuore pulsante, l'area del nord-est del sistema produttivo italiano. Poi c'è un problema demografico sul quale noi vogliamo discutere, perché questa campagna sta affrontando alcuni temi ma non ne sta affrontando altri. Mi devono spiegare come tra 8 anni cercheremo di superare il problema che l'Istat ci ha dichiarato di 2 milioni di lavoratori in meno perché c'è una crisi della curva della natalità in questo paese. Allora apriamo una discussione sul tema dell'immigrazione. Noi non vogliamo l'immigrazione clandestina o l'immigrazione senza regole, applichiamo anche il modello più rigoroso che c'è in giro per il pianeta, ma applichiamolo, perché c'è bisogno di forza lavoro, se no non avremo i servizi sociali, non avremo gli operai, non avremo gli ingegneri, non avremo gli informatici, e quelli che noi facciamo crescere qui in questo paese con il nostro sistema formativo e universitario se ne andranno via, se ne stanno andando via. Questo è il declino del paese, quindi noi chiediamo responsabilità alle forze politiche, glielo diremo domani. Quindi la gestione dell'immigrazione, ma anche una politica per le famiglie, no? Per poter garantire ad una donna di scegliere se essere madre e esserlo a 360 gradi, quindi scegliere di non lavorare per un periodo, ma anche invece scegliere di lavorare e fare anche carriera, quindi di poter essere anche ambiziosa. Quindi politiche per la famiglia e un welfare molto più strutturato. Oggi abbiamo fatto anche un servizio con le scuole dell'infanzia paritarie, no? Che tra l'altro con questo caro bollette si stanno ritrovando ad avere dei costi esorbitanti, costi che vanno poi alla fine scaricati sulle famiglie, che anche quest'anno vedranno rette più alte per asili nido e scuole dell'infanzia. Ma guardi, c'è un tema anche poi trasversale, in questo caso dell'energia. Ne parlavo con i vertici dell'amministrazione comunale di Treviso che stanno avviando una comunità energetica, una delle prime in Italia. Quello che gli abbiamo chiesto e che loro hanno raccolto è che i risparmi energetici degli immobili pubblici vengano prima di tutto destinati a ridurre le rette delle case di riposo pubbliche, proprio in quest'ottica. Mi pare che su questo ci sia una grande sensibilità, però io credo che qui ci sia bisogno di una valutazione complessiva, di un'analisi complessiva, di una programmazione complessiva di tutte le forze sociali e politiche. Cioè basta con gli slogan, basta con la propaganda, non c'è più tempo. Come dicevo, tra 5 anni questa legislatura finirà, speriamo che duri 5 anni, ma saremo a 3 anni dalla fatidica data che l'Istat ha posto del 2030, 2 milioni di lavoratori in meno. Io vorrei capire come facciamo a gestire il tema delle famiglie. È un altro tema centrale sul quale noi diciamo alcune cose nella nostra agenda sociale. Crediamo che vada rafforzato l'assegno unico, esteso, perché la soglia ISEE secondo noi è troppo bassa, addirittura io sono dell'idea che l'ISEE andrebbe cancellato. Sto pensando al nord Europa dove non c'è l'ISEE e dove i servizi pubblici
alla persona, inizio vita e fine vita, sono gratuiti per tutti indipendentemente dal reddito, perché mi devono anche qua spiegare perché il 110 non ha un limite reddituale, il 110 il bonus, mentre gli aiuti alle famiglie invece il limite reddituale ce l'hanno. Cioè, mi pare che siamo un po' fuori dalla media europea e tra l'altro la Premier finlandese ieri, proprio nel solco della direttiva, ieri o l'altro ieri, nel solco della direttiva europea che è stata rafforzata sul diritto alla genitorialità e alla tutela della famiglia, ha esteso il congedo parentale a 160 giorni, noi siamo fermi a 10. Cioè io voglio capire come facciamo a far evolvere questo nostro paese in un'ottica di dignità delle donne, dignità delle persone, di chi vuole scegliere tra la famiglia e la carriera, ma non vuole avere ridotte le opportunità in prospettiva per fare carriera, per poter essere inserito nel mondo del lavoro. Congedi parentali che tra l'altro nei paesi del nord Europa fin dall'inizio non hanno fatto differenza tra mamma e papà, cioè il congedo poteva prenderlo il papà, la mamma poteva tranquillamente andare a lavorare, cioè è veramente un'impostazione culturale completamente diversa e di cui probabilmente c'è bisogno proprio in un'ottica di investimento sulla persona di cui parla lei. Noi pensiamo che tutta la questione debba essere caratterizzata da un aggettivo, sostenibile. Qualsiasi scelta che le forze politiche che andranno al governo dovranno fare è la sostenibilità demografica, ambientale, sociale, economica, lavorativa. L'evasione fiscale, ne vogliamo parlare? Cioè, questo è un paese, mi devono spiegare come si potranno attuare alcune misure che sono state proposte se non recuperiamo l'evasione fiscale, perché un'altra cosa che non possiamo permetterci da qui in avanti è l'aumento del debito. È vero che in questo momento c'è una discussione aperta sugli interventi per le tutele dei salari e delle imprese con uno scostamento di bilancio. Su questo noi siamo laici, quindi diciamo che prima di tutto dobbiamo vivere, quindi c'è bisogno di affrontare il tema con la pragmaticità. Però poi non possiamo pensare di continuare a fare debito in un paese che ha un tasso di natalità bassissimo, perché vuol dire scaricare sulle future generazioni, se mai dovessero restare qui, i debiti che oggi noi contraiamo per far funzionare il sistema. Io credo che questo sia, quindi è il tempo della responsabilità, che è lo slogan che abbiamo utilizzato per presentare l'agenda ai politici. Senta, parliamo di tasse, Paglini. Tasse è veramente l'argomento che sta polarizzando la destra e la sinistra in questa campagna elettorale, dalla flat tax di Salvini, che poi insomma abbiamo visto che non ha trovato una Meloni così compiacente, però è molto importante capire le politiche fiscali di questo nuovo governo. Qual è la vostra ricetta? La nostra ricetta è innanzitutto progressività, chi ha di più deve pagare di più. Non è possibile pensare che continui ad avere un tasso di evasione fiscale, di gettito mancante al Paese di 100 miliardi all'anno, che è stato ridotto mi pare di 10 miliardi l'anno scorso, ma sono 100 miliardi, 10 anni, sono 1000 miliardi di minore tasse di gettito fiscale che arrivano nelle casse. Proviamo a pensare cosa avremmo potuto fare. È veramente l'anello debole del nostro Paese, forse, no? Quindi questo è il primo aspetto morale, etico e sociale di questo Paese. Se non faremo questo, credo che avremo poche possibilità di evolvere, di creare condizioni di sviluppo, di investimenti, perché l'altro tema è gli investimenti privati e pubblici, ma noi dobbiamo fare tutto questo con le risorse. Siccome non le possiamo fare solo a debito, mi devono spiegare dove andiamo a prendere le risorse per finanziare la flex tax, ma se ce lo spiegano, noi, come dicevo prima, siamo pragmatici e laici, per cui nel momento in cui regge la proposta noi la valuteremo. È vero però che oggi abbiamo una tassazione elevata in questo Paese, ma per chi le tasse le paga. Il 90% delle tasse IRPEF di questo Paese le pagano pensionati e dipendenti, non le pagano gli altri, mi scusi, però allora io vorrei capire come facciamo. Quindi io mi aspetto dalle forze politiche che ci spieghino come rafforzare il sistema di contrasto all'evasione fiscale. Quindi non è solo il tracciamento dei pagamenti, voglio dire. È anche quello, ma non solo, c'è il tema della tassazione delle rendite. Proviamo a pensare un barile di petrolio oggi sui mercati internazionali viene scambiato 6 volte, uno solo però è fisicamente lo scambio del barile, gli altri sono 5 fissazioni di prezzo senza lo scambio del barile. Significa che c'è la speculazione. Per contrastare la speculazione bisogna alzare la tassazione delle rendite, ma non lo possiamo fare solo noi come Italia, lo dobbiamo fare almeno a livello europeo, se non a livello globale. Però questa è una discussione che noi vorremmo sentire dalla politica in campagna elettorale, perché il futuro è nero se non interverremo in qualche modo, se non interverranno in qualche modo le forze politiche a correggere le distorsioni del sistema. Un altro dei temi importanti, e poi chiudiamo, Paglini, di domani sarà sicuramente la riforma delle pensioni.
Assolutamente sì. Allora lì le risorse ci sono per fare i 41 anni di contributi e 62 d'età, perché abbiamo comunque un risparmio importantissimo che è scaturito dall'applicazione della legge Fornero, e abbiamo la possibilità quindi di intervenire per correggere le distorsioni anche qua del sistema pensionistico. Se non faranno niente, se la politica non farà niente, nel 2023 si andrà in pensione a 67 anni, sarà un salto di 5 anni. Quindi noi chiediamo innanzitutto questo. L'altra questione è il recupero del potere d'acquisto dei pensionati, perché sembra che sia derubricato dalle aziende. Cioè, i pensionati, soprattutto i medi e bassi, le medie e basse pensioni, sono quelle che oggi sono più esposte al rischio, all'aumento del costo della vita. Ed è stato anticipato con il decreto aiuti l'indicizzazione dell'anno prossimo, però non possiamo pensare che con 1.000 euro di pensione il pensionato possa farcela, perché dovrà scegliere se mangiare o se scaldarsi tra un po' che arriva l'inverno. O se curarsi. Quindi il recupero dell'evasione fiscale serve anche a finanziare dignità delle persone. Il sistema pensionistico va corretto, vanno corretti gli squilibri e va rafforzato tutto il sistema del recupero del potere d'acquisto dei salari, delle pensioni. È molto dibattuto anche il tema della sanità, soprattutto in questo momento, no? Abbiamo visto il Partito Democratico ha fatto una manifestazione di recente davanti all'ospedale di Castelfranco dicendo basta privatizzazione della sanità, perché insomma stiamo vedendo che in questo periodo le liste d'attesa aumentano e persone che hanno bisogno di fare delle analisi urgenti sono costrette ad andare dal privato e non tutti se lo possono permettere. Anche qui il ritorno del pubblico, degli investimenti nella sanità. Ma rientra sempre nei ragionamenti che facevamo prima. Se si fossero recuperati 100 miliardi di evasione fiscale, magari non tutti ma una buona parte, potremmo permetterci una sanità pubblica per tutti, indipendentemente dal reddito, indipendentemente dalla capacità di spendere, perché effettivamente è così. Oggi la sanità pubblica è sempre più marginalizzata rispetto alla sanità privata, con la differenza che chi ha le risorse economiche, il privato se lo può permettere, può farsi una visita nel giro di una settimana se ha magari una malattia grave. Chi invece deve aspettare le liste d'attesa nel pubblico rischia di non curarsi. E abbiamo casi anche in questi nostri territori di persone in attesa di essere curate per malattie oncologiche o d'altro e sono morte, sono decedute in attesa perché c'erano le priorità del Covid, c'erano le emergenze, tutto quello che sappiamo. Però anche questo è un tema legato alle competenze, legato ai lavoratori. Siamo un paese che sta invecchiando rapidamente, se non si prevederanno politiche sulla natalità e di gestione dell'immigrazione che consenta l'arrivo di figure professionali, anche il tema della sanità e dei servizi pubblici impatterà pesantemente, perché non avremo più i medici, non avremo più gli operatori sanitari. C'è un fuggi dalle case di riposo gli operatori sanitari, perché sono lavori gravosi. Sono andati a prenderli all'estero, tra l'altro. Ma sono lavori gravosi, sono lavori che la gente non se la sente più di sostenere, quindi c'è bisogno di una programmazione, una progettazione complessiva del futuro del Paese. Questo noi chiediamo alla politica. Grazie a Massimiliano Paglini. Allora, insomma, buon incontro domani, buon lavoro ovviamente, e poi noi ci riaggiorneremo anche per capire, per fare il punto, insomma, una volta così agli sgoccioli di questa campagna elettorale. Quindi davvero, segretario, grazie per essere stato in nostra compagnia. Noi adesso, se è pronto, ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier, perché abbiamo i nomi dei vincitori della 79esima mostra del cinema di Venezia che il nostro Lorenzo ha seguito come sempre. Lorenzo, buongiorno. Sento una linea che cade. Se la linea è caduta, chiedo alla regia se eventualmente possiamo andare in pubblicità e poi nel frattempo recuperiamo il collegamento con Lorenzo. Prima edizione di TG di Antena 3 Nord-Est, ben ritrovati, buongiorno. Siamo ora in grado di collegarci con il nostro Lorenzo Maier per tutti i risultati della mostra del cinema di Venezia. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Anna, tra i nostri telespettatori buona domenica. Allora, com'è andata, Lorenzo? Ma se ne parlava anche questa mattina nella conferenza stampa di conclusione, un po' un appuntamento del solito quando finiscono i festival. C'è stata la consegna di premiazione, tutti i riconoscimenti, c'è stato un pezzo diciamo a sorpresa. Questo ha vinto un docufilm, l'unico dei documentari presenti nel concorso principale Venezia 79 di Laura Poitras, una regista americana che è già stata premiata con il premio Oscar.
è andata appunto un verdetto a sorpresa che dà anche un importante riconoscimento però al cinema italiano, con il premio per la miglior regia assegnato a Luca Guadagnino, regista italiano ma con completamente americano. Premi importanti anche, non si può dimenticare la Coppa Volpi a Cate Blanchett come miglior attrice in questa sua performance di direttrice d'orchestra. Cate Blanchett, che peraltro è stata presidente di giuria nella prima edizione della mostra del periodo Covid. Un verdetto a sorpresa che però per la prima volta, forse una delle rare volte negli ultimi anni, ha messo comunque d'accordo anche i critici, nel senso che guardando un po' quelli che erano stati i riscontri dei critici cinematografici e dei esiti della giuria sono praticamente speculari. Anche è stata importante la rivelazione Alice Diop, che ha conquistato un importante riconoscimento della giuria, o Taylor Russell come miglior attrice emergente, il premio Mastroianni, Taylor Russell protagonista del cast di Luca Guadagnino. Una mostra che va in archivio con grande soddisfazione, oltre 65.000 i biglietti venduti, il red carpet di nuovo aperto. Qualche problema c'è stato per quanto riguarda la prenotazione degli accessi, soprattutto nei primi giorni, anche di questo se ne è parlato. C'è stato comunque l'impegno della Biennale il prossimo anno di collaudare questo sistema che tecnologicamente ha dato qualche problema. Comunque tutto si è risolto bene e adesso i commenti sono tutti il palmarès della giuria. Grazie Lorenzo, grazie mille, che insomma, tutta questa settimana sono sempre stati importanti i tuoi passaggi, il nostro inviato ufficiale alla mostra del cinema di Venezia, una mostra che appunto, come ci ha raccontato Lorenzo, è tornata in qualche modo al pre-Covid con red carpet, gli incontri, tanti biglietti staccati. Onore dunque a Venezia che torna alla ribalta, insomma, mondiale grazie alla mostra del cinema. Apriamo ora l'ultima parte di questa nostra edizione con un breve confronto politico. Ringrazio i due ospiti che sono collegati con noi e sono Andrea Pensoaiello per Noi Moderati. Buongiorno Andrea, grazie per esserti collegato, e Caterina Scapin per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito e buona domenica. Buongiorno, allora partirei da Caterina, tra l'altro docente, ci eravamo sentiti telefonicamente alcuni giorni fa, perché anche con voi vorrei partire con il tema della scuola, proprio perché domani è il primo giorno di scuola. Allora un passaggio, Caterina, il Movimento 5 Stelle, il suo focus sulla scuola e soprattutto anche sul tema del precariato, no? Abbiamo sentito anche dalla dirigente Palumbo che sono tantissime le supplenze, insomma continuano gli insegnanti ad essere precari in questo nostro paese. Sì, la dottoressa Palumbo è stata molto precisa e chiara, come lo è sempre. Il Movimento 5 Stelle ha il suo focus nella stabilizzazione dei precari, però come giustamente diceva Paglini della CISL, non solo legato alla scuola, ma è una priorità estesa a tutto il mondo del lavoro. Stabilizzazione dei precari, ricordiamoci che l'UE ci chiede ancora 70.000 docenti da stabilizzare, ne abbiamo ancora tanti, ma chiede anche e vuole ottenere dalla politica alla scuola anche l'adeguamento dei salari. È un altro focus importante. Lasciamo da una parte questa meritocrazia che fino adesso ha creato più diseguaglianze, concentriamoci invece sulla pari dignità lavorativa, che significa appunto l'adeguamento dei salari secondo i livelli dell'Unione Europea. Questo è molto importante. L'altro focus è affrontare insieme la complessità della scuola. La scuola è lo specchio della società e quindi la sua complessità viene vissuta. Abbiamo visto che la scuola ha bisogno di sostenere questa complessità e quindi per esempio
proponiamo la figura dello psicologo e dello pedagogista. Sono due figure veramente molto importanti che hanno avuto anche fasi di sperimentazione nel passato nella scuola con grande successo, soprattutto non solo come supporto alla scuola e ai docenti, ma anche alle famiglie. Che cosa dire ancora della scuola rispetto a quello che abbiamo visto, i contributi fino adesso, tanto della CISL quanto della dottoressa Palumbo, la centralità della persona, ma questo è il filo rosso di tutta la proposta del Movimento 5 Stelle, dei diritti e della persona, no? E quindi rispetto un po' anche quello che ho sentito in questi giorni, ma anche precedentemente in questa edizione, soprattutto la proposta di scuole di mestiere. Si tratta di un rilancio economico, non solo come valorizzazione della tradizione italiana, ma noi crediamo nei diversi talenti dei ragazzi. Quindi scuola delle professioni, Caterina, giusto? La scuola delle professioni. Sì, grazie. Delle professioni, dei mestieri, della manifatturiera, di questa area che va assolutamente sostenuta, ma lo ripeto, non è solo per un rilancio economico, per una valorizzazione, ma perché abbiamo studenti, futuri giovani talentuosi e i talenti sono diversi e di pari dignità. Andrea Pensaiello, a lei che tra l'altro sono presidente di Veneto Imprese Unite, sa che cosa sono le professioni, no? L'importanza di possedere delle competenze. La scuola, la riforma della scuola. Sì, partiamo da questo ultimo punto, dal fatto che nelle aziende servono figure professionali formate anche a livello pratico e non più solo a livello teorico, cosa che negli ultimi anni sicuramente abbiamo visto calare drasticamente anche a causa di tanti tagli dei laboratori. Quindi sicuramente l'aiuto che arriverà dal PNRR con dei fondi dedicati ad esempio agli istituti tecnici superiori, quindi a quella formazione extra che verrà fatta a termine dei vari licei e istituti superiori, proprio per formare a fianco e con l'aiuto delle aziende che poi inseriranno nel mondo del lavoro questi giovani, delle figure che siano anche capaci poi di operare tecnicamente quando appunto sarà il loro momento, diciamo. E però allo stesso modo già nel momento in cui gli studenti affrontano i loro 5 anni di scuole superiori hanno bisogno di un nuovo accesso ai laboratori in maniera da una parte inclusiva, nel senso non più limitante a livello economico con un investimento sulle famiglie, e dall'altra parte anche da un punto di vista tecnologico innovativa, perché i laboratori con cui lavorano oggi le scuole sono laboratori che sono fermi a 15-20 anni fa, quindi con strumenti che dopo, quando vengono a lavorare nelle aziende, non trovano più perché sono appunto obsoleti. Quindi sicuramente avrà un ruolo fondamentale come verranno gestiti poi i circa 31 miliardi del PNRR che sono destinati alla scuola. Considerando che le scuole italiane sono purtroppo in gran numero fatiscenti, con un grosso divario tra l'altro tra nord e sud, e siamo però in un momento storico in cui anche l'adeguamento delle strutture scolastiche è purtroppo vincolato a tutto quello che è la carenza delle materie prime, all'aumento dei prezzi, quindi è fondamentale rifare anche un passaggio in Europa per gestire eventualmente un aumento dei fondi del PNRR per permettere poi appunto alle scuole di compiere e completare questo percorso in maniera proficua per le scuole, ma anche proficua per la salvaguardia degli artigiani che si troveranno poi a lavorare nel riefficientamento delle scuole stesse. Per quanto riguarda invece il primo punto che ha affrontato la mia collega, ovvero il punto del precariato e degli adeguamenti per gli insegnanti, per il personale ATA, serve innanzitutto già ragionare su un primo punto fondamentale, ovvero tornare a dividere il contratto nazionale degli insegnanti da quello del pubblico impiego, perché gli insegnanti non sono degli impiegati statali normali, diciamo, il lavoro nelle scuole è molto usurante e è anche importante tener conto del gap generazionale tra gli insegnanti e tra gli studenti stessi. Quindi lavorare su una stessa contrattualistica che prevede ad esempio un termine del lavoro analogo per l'impiegato comunale ad esempio e per l'insegnante diventa oggi limitante perché serve appunto avere sempre degli insegnanti freschi, giovani, motivati, e quindi
bisogna ritarare un attimo i canoni previsti nei contratti collettivi appunto dell'insegnamento. E il secondo punto è anche quello ovviamente dei concorsi e del tutto l'iter per entrare poi ad avere un posto fisso e quindi per battere il precariato, perché sì, è vero, l'Europa ci chiede altri 70.000 posti fissi, sì è vero, abbiamo insegnanti che si presentano ai corsi, ma se ogni anno ci troviamo con solamente un 50% dei posti assegnati su quelli disponibili, vuol dire che c'è un grosso problema nel modo in cui vengono distribuiti e creati questi concorsi, e anche il modo in cui gli insegnanti si approcciano e si preparano ai concorsi, perché sicuramente manca probabilmente anche una preparazione, un'informazione adeguata per accedere ai concorsi e per poi poterli passare e avere una cattedra. Chiarissimo. Allora io starei adesso un altro tema che è stato toccato dai precedenti ospiti, alle misure per il contrasto al calo demografico, un altro problema del nostro paese. Scapin, sono da lei, quindi politiche per la natalità. Beh, certo, le politiche che il Movimento 5 Stelle ha ovviamente nella sua agenda sono quelle riguardanti i servizi educativi 0-6. Si tratta di sostenere e potenziare questi servizi che corrispondono anche ovviamente a una pari dignità di tipo economico, opportunità di lavoro. Siamo assolutamente convinti che non può esserci futuro e quindi aumento della natalità se non diamo i servizi 0-6. A questo ovviamente va tutta la parte di idee di progetto che abbiamo rispetto alle donne e il mondo del lavoro, e così rispondo anche, mi permetto anche di rispondere alla Presidente della Confindustria, Laura Dalla Vecchia, che ha rilasciato un'intervista al Giornale di Vicenza. Quali sono quindi questi sostegni alle donne? Ovviamente lo sgravio contributivo al 100% per l'assunzione di donne disoccupate, ma anche il potenziamento degli sgravi per l'assunzione di donne in gravidanza, il rafforzamento del fondo imprenditoriale femminile e la parità di congedo maschile e femminile, maternità e paternità, di cui proprio Paglini chiedeva poc'anzi. Quindi queste sono le misure molto concrete per sostenere la natalità e soprattutto poi il sistema sociale e civile e di pari opportunità che deve derivare. Grazie. Andrea, lei? Ma la mia risposta è velocissima, nel senso che uno degli slogan del nostro presidente Brugnaro è "ci giudicheranno i bambini", che è anche il titolo del suo libro che è appena uscito. Quindi sicuramente la politica di Noi Moderati mirerà a aiutare le famiglie a creare nuove famiglie sempre più numerose, e le azioni principali che vengono previste dal nostro movimento sono sicuramente l'aumento dell'assegno unico, perché le famiglie in questo momento sono in grandissima difficoltà, soprattutto dopo 3 anni in cui il lavoro è stato saltuario, in cui comunque si ha spesso investito i propri risparmi per riuscire a mantenersi durante il periodo di Covid. Quindi le famiglie che vogliono mettere al mondo figli, e io lo so bene, hanno bisogno di avere un aiuto importante da parte dello Stato in questo momento, aiuto che poi al momento della nascita deve essere concretizzato con un servizio soprattutto appunto di scuola dell'infanzia, asili e quant'altro, magari anche gestito dalle aziende stesse in cui i lavoratori poi si trovano a prestare servizio, agevolato se non completamente gratuito per quelle famiglie in necessità. Quindi la famiglia, bisogna chiedere agli italiani di continuare a investire sulla famiglia, ma l'Italia poi deve investire sulla famiglia degli italiani stessi, aiutandoli in questo percorso soprattutto nei primi anni di vita, perché se no ci troviamo domani a non avere un'adeguata forza lavoro che aiuti il paese a crescere. L'ultimo nostro punto importante sempre per lo sviluppo della famiglia ovviamente è quello, in questo momento, l'altro giorno la notizia della crescita degli interessi sui mutui ad esempio a livello europeo, è quello di aiutare, continuare ad investire
sul rilascio dei mutui prima casa per le coppie giovani, perché sicuramente già avere una casa a disposizione e non buttare via soldi in affitti ti permette poi di ragionare in maniera più serena sulla creazione di una famiglia. Caterina Scarpini, la vedo scuotere la testa. La mia prossima domanda era legata in qualche modo al reddito di cittadinanza. Perché anche nel programma del Movimento 5 Stelle ci sono tutti i rafforzamenti al reddito familiare e anche e soprattutto all'acquisto della prima casa. Sorridevo per questo. Sono contento, parliamone. Reddito... Assolutamente sì, così come tutto l'aspetto. Quando le idee sono buone, sono sempre condivise, questo fa piacere, vuol dire che avremo modo di lavorare assieme anche in futuro. Allora, una cosa su cui sicuramente non siete... Caterina, una cosa su cui sicuramente non siete d'accordo e che polarizza, diciamo, centrodestra e Movimento 5 Stelle è il tema del reddito di cittadinanza, che in qualche modo nasconde tutto un ragionamento legato al lavoro per i giovani ed evidentemente anche al fare impresa, cioè alla bisogno di professionalità che molte aziende hanno e che in questo momento non riescono a trovare forza lavoro. Quindi un passaggio, Caterina, voi lo difendete ovviamente il reddito di cittadinanza, come lo migliorereste? Allora, mi faccia fare una breve specifica sul reddito di cittadinanza. Allora, il reddito di cittadinanza, secondo l'ultimo dato Istat, ha salvato 1.500.000 famiglie. Famiglie che accedono al reddito di cittadinanza solo se hanno un ISEE lordo di 9.300 euro annui. Quindi ci capiamo a chi stiamo rivolgendo i nostri aiuti. Terzo elemento, non si dà a chi è stato licenziato e si dà solo con immediata disponibilità a lavorare o a seguire percorsi di formazione. Tant'è che se c'è da parte del soggetto l'incapacità di lavorare o di essere formato, viene questo indirizzato ai servizi sociali. Quindi cerchiamo di contestualizzare e di capire. Poi vi do un altro dato, il dato dei furbetti del reddito di cittadinanza, secondo però un'altra fonte, diciamo così, neutra, che è il report della Guardia di Finanza, dove ha quantificato l'illegalità derivata dal reddito di cittadinanza allo 0,8%. Quindi prima si è parlato con Paglini di evasione fiscale. Ricordiamo questo dato. Detto questo, in che cosa miglioriamo, visto che la Germania ha detto che abbiamo fatto una buona cosa e che ci sta copiando sul reddito di cittadinanza come sostegno, e abbiamo avuto il plauso dell'Unione Europea su questo. Va migliorato rispetto alle famiglie potenziato ancora di più rispetto ad alcune situazioni, per esempio con famiglie con minori, famiglie con disabilità, va ancora di più aumentato e ampliata la platea, perché è un intervento, ripeto, di sostegno a chi non può lavorare. Grazie Caterina, mi perdoni, devo andare ad Andrea Penzaiello perché abbiamo 5 minuti, vorrei toccare ancora un tema, prego. Velocissimo, sicuramente va migliorato il modo in cui viene deciso a chi spetta, perché se il 5 di settembre è venuta fuori la notizia di una signora padovana che aveva 60 auto intestate e prendeva la reddito di cittadinanza, vuol dire che c'è sicuramente un problema nel modo in cui viene attribuito e destinato. Dopodiché la mia proposta, l'ho già ripetuto anche spesso qua ai vostri microfoni, è molto semplice. I fondi reddito di cittadinanza, togliendo quella piccola parte effettivamente da destinare a chi ha problemi a lavorare in questo momento, va invece rigirata alle aziende per dare un surplus a quei lavoratori che si assumeranno con dei periodi di tirocinio, di stage, per cui appunto l'azienda continuerà a investire quei 500 euro al mese più tutto il tempo l'investimento per la formazione, e lo Stato investirà la compensazione dai 500 euro all'importo di uno stipendio onesto, che è ad esempio presumibilmente di 1.300 euro, con i fondi del reddito di cittadinanza. In questa maniera si avrà un percorso di 6 mesi di formazione vera, in cui il lavoratore avrà una retribuzione vera grazie all'unione del fondo dello stage, del fondo del reddito di cittadinanza, ex reddito di cittadinanza, con poi ovviamente un vincolo per l'azienda, salvo le giustificate causa, all'assunzione a tempo indeterminato con degli sgravi fiscali per i primi 3 anni, un po' come oggi accade per l'apprendistato. Quindi il reddito di cittadinanza va dato alle aziende per permettergli di assumere, di formare e soprattutto di garantire uno stipendio onesto ai lavoratori.
Caterina, l'ultima battuta. Questi sono già aspetti dentro al movimento e dentro alla proposta, alla formazione. Prego. Allora, siamo alle partite IVA, 2 minuti a testa per capire come aiutare le partite IVA, come aiutare questo paese a fare impresa. Parto io? Parto con lei, sì. Sì, guardi, per fare impresa rispondo alla dottoressa Laura Dalla Vecchia, che ha chiesto, che alla domanda che cosa chiede ai politici per sostenere la Confindustria, lei è presidente della Confindustria, quindi le imprese, lei, e cito testualmente, rispondendo quindi alle sue richieste, sviluppo di energie alternative con transizione ecologica a partire dalle imprese. Su questo non posso dire niente perché sapete che è il cavallo di battaglia, quindi abbiamo già risposto alle imprese. Secondo, ricerca e sviluppo. Il secondo punto rispetto alla scuola, università e formazione è del Movimento 5 Stelle lo sviluppo della ricerca e il sostegno alla ricerca e soprattutto la circolazione dei dati delle ricerche, perché devono essere circolari e interagire per non partire sempre da capo con le ricerche. Ha chiesto poi, sempre Laura Dalla Vecchia, lo sviluppo che si appoggi sull'aspetto manifatturiero. Ho già risposto con le scuole di mestiere e soprattutto con la sostenibilità della parte ovviamente tradizionale dell'Italia. Poi ha chiesto la parte di donna e lavoro, l'ho già spiegato poc'anzi. E poi l'export, e quindi con le misure di contrasto che abbiamo predisposto per evitare la delocalizzazione. Ma ricordo che un punto importante del nostro programma è anche attraverso il riciclaggio delle materie prime, quindi tutta la parte ecologica, che va incontro alla scarsità di materie e la necessità continua di importazione delle stesse. Grazie. Andrea Penzoiello. Per aiutare le aziende, innanzitutto in questo momento storico preciso il primo intervento va fatto sui costi dell'energia e dell'elettricità e del gas, perché oggi l'abbiamo fatto ancora a marzo, siamo intervenuti ancora a marzo. Dobbiamo lasciarlo parlare, Caterina. Con un intervento che toglie il 3% dalle bollette, quindi con cui onestamente potrei anche andare a bere un caffè. Serve un intervento vero, noi parliamo ad esempio dell'eliminazione dell'IVA, che è possibile oggi grazie alla direttiva 542 del 2022 dell'Unione Europea, quindi eliminare l'IVA dalle bollette permetterebbe alle aziende di pagare il 22% in meno oggi. È vero che l'IVA è un'aliquota che domani ci tornerebbe indietro, ma non sarà un domani per le aziende se oggi non sono in grado di pagare le bollette. Secondo punto, sicuramente una sburocratizzazione, perché tutte le start-up che oggi potrebbero nascere in Italia per idee brillanti sono bloccate da burocrazia o da norme che vincolano troppo l'impresa, soprattutto l'impresa innovativa in Italia. Terza proposta è lo sgravio dei contratti di lavoro, perché l'impresa è tale e diventa grande e cresce solo grazie ai suoi lavoratori. Se noi non siamo in grado di assumere, di mantenerli, di garantirgli degli stipendi equi, non diventeremo mai grandi come imprese. E dopodiché c'è tutto il discorso appunto della formazione, di poter mantenere la formazione in azienda, ma ne abbiamo parlato molto spesso, di poter avere gente formata a disposizione, e sicuramente un nuovo tema che ci siamo resi conto che esiste, soprattutto grazie al Covid, una delle poche cose buone, è la qualità della vita che i nostri lavoratori spesso hanno riscoperto appunto in questi mesi di pandemia, in cui potevano tornare a stare a casa con le famiglie in maniera seppur non troppo serena, ma che oggi ci chiedono le aziende, quindi magari rimodulare anche in determinati settori gli orari lavorativi e tutto quello che è appunto le condizioni di lavoro dei lavoratori, per metterli in condizione di venire a lavorare serenamente in delle condizioni oneste e con degli stipendi corretti. Devo chiudere, grazie davvero ai nostri ospiti per questa bella chiacchierata insieme. Caterina Scapina, Movimento 5 Stelle, Andrea Penzoiello per Noi Moderati, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo l'appuntamento alle 15 con la nuova diretta di Antenna 3 da Canale d'Agordo per la festa per la beatificazione di Papa Luciani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci, siamo al meteo. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo.
Pressione atmosferica in aumento, ci attende una domenica 11 settembre all'insegna del bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto situazione decisamente buona, protagonista sulla nostra regione sarà il sole. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. In linea di massima non si verificheranno precipitazioni degne di nota. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 11 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, non si esclude qualche locale acquazzone pomeridiano sulla zona montana. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 25-26 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, splenderà spesso il sole, avremo una maggiore variabilità che permarrà lungo la cresta di confine. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 26 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.